Oggi a Venezia il ritorno della Sueso per i ponti, la tradizionale passeggiata nel cuore della città. Un'edizione molto partecipata, complice anche il bel tempo. Patrizia Giustarini. Partenza di corsa, poi il passo rallenta, ma non l'entusiasmo. Un ritorno in grande stile per la Sueso per i ponti dopo 2 anni di assenza causa pandemia. In laguna fin dal primo mattino famiglie scolaresche e gruppi provenienti anche da altre regioni, tutti in marcia per la tradizionale passeggiata non competitiva nel cuore del centro storico di Venezia. Calli e campi invasi da magliette colorate lungo 2 percorsi, uno breve di 5 km 18 punti e uno di 11 km e 28 punti. Una giornata baciata dal sole all'insegna dello sport e della solidarietà, ma anche della storia, del folklore e della cultura. Le prodezze degli sbandieratori e le danze in costume in piazza San Marco hanno arricchito questa 42esima edizione dell'evento, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale TGS Eurogroup con il patrocinio del Comune. Grande novità di quest'anno, l'itinerario dedicato ai tesori di Venezia, un viaggio nei luoghi dei santi protettori legati alla città e nelle chiese che ne conservano le reliquie.